Bħala parti mill-proġett tagħna dwar it-tradizzjoni orali, proġett tad-Dipartiment tal-Malti, se nagħmlu sessjoni llum li fiha Massimo Barilla u Salvatore Arena se jippreżentaw l-istorja speċi ta' tradizzjoni orali fejn jidħol ir-rakkont popolari. Huma se jitkellmu bit-Taljan u jiena u Elizabeth se nittraduċu għal Malti fejn ikun hemm bżonn naf li ħafna minnkom jifhmu Taljan u ħudd minnkom jitkellmu bit-Taljan, imma naħseb l-importanti li kulħadd ikollu kemm jista' jkun aċċess għal dak kollu li jkunu qed jgħidu. U hawn ħafna minnkom li jafu bit-Taljan ġifieri fejn ikun hemm bżonn tikkorreġu xi ħaġa li nkun qatt jien jew tgħiduha b'mod aħjar tiddejqux din hija sessjoni kemm jista' jkun interattiva. Ili naf il-Massimo 20 sena, minħabba proġetti differenti u minħabba kollaborazzjonijiet differenti fil-qasam kulturali u soċjali u allura kuntent ħafna li raġa' qiegħed l-Università hawnhekk l-altra volta era nil-2000. Okay. U fl-2000 fil-fatt fis-sena 2000 kien hawnhekk bħala parti mill-Evenings on Campus meta konna norganizzaw l-attivitajiet letterarji u dak iż-żmien ukoll kien ippreżenta xogħol teatrali fl-imkien ma' attur. U sirta fil-Salvatore Arena permezz ta' Massimo, issa ili nafu ftit snin mhux ħażin, u nixtieq li din l-esperjenza, din l-aħħar ħaġa li se ngħid, nixtieq li din l-esperjenza ta' daw ftit inqas minn satej fl-imkien tkun opportunità biex aħna speċi nħarsu lejn il-possibilitajiet li l-ewwel nett insiru nafu ftit iktar eventualment il-tradizzjoni tagħna ta' kif nirrakkontaw l-istejjer fil-pubbliku qed ngħid. U t-tieni nett li nħarsu lejn possibilitajiet ta' kif nistgħu forsi nrawmu tradizzjoni ġdida mibnija fuq tradizzjonijiet antiki fin-naħa t'isfel tal-Ewropa u fl-Afrika ta' fuq, fir-reġjun tagħna biex il quddiem nkunu nistgħu forsi b'xi mod nirkupraw jew inrawmu tradizzjoni ġdida ta' rakkont fil-pubbliku. Għaliex kif konna qed niddiskutu ftit ilu, speċi aħna qed insiru ftit bħal ħafna soċjetajiet oħrajn qed insiru soċjetajiet magħluqin ftit ġo screen żgħir u maqtugħin minn dak li qed jiġri madwarna u din tista' tkun opportunità biex mhux biss nirrakkuntaw l-istejjer imma nifhmu ftit iktar permezz ta' dawk l-istejjer ir-realtajiet li qed ngħixu u d-dinja tagħna li qed tinbidel brata maġla ħafna. Per questo sono molto contento di avere con noi Massimo Salvatore, sono anche molto contento di avere con noi il direttore dell'Istituto Culturale Italiano qui a Malta, il dottor Massimo Sarti, che sta facendo già, anche se non sta a Malta da tantissimo tempo, però sta già facendo tantissime cose per portare avanti insomma un discorso culturale più ampio e non solo quello bilaterale, diciamo, fra Malta e l'Italia. Irrid ngħid ukoll biex għalkemm Massimo u Salvatore se jitkellmu fuq nhar is-Sibt, sabato prossimo, se jkun hemm l-ispettaklu li se jippreżentaw Massimo u Salvatore fil-Teatru tal-Università l-Antika l-Belt jibda komincia alle 8:30, no? 8:30. Fit-8:30 xaw Elizabeth Grek ukoll minn Pariġi li qed tgħin ħafna fix-xogħol ta' Massimo, ta' Salvatore u ta' Manakuma. U fit-8:30 nhar is-Sibt din il-produzzjoni tagħhom li se tkun bit-Taljan u bil-kliem għaddej bl-Ingliż għal min ma jifhimx it-Taljan, like a grain of sand, come un granello di sabbia. Tajjeb ħafna, fidejkom. A voi. Intanto grazie. Puoi parlare in maltese? Sì, adesso faccio una piccola introduzione in italiano e poi comincio in maltese così. Ħajibda ħajja żgħira bit-Taljan u ma tkompli bil-Malti. Tu stai là? Ciao, benvenuto. Vai Max. Vai.
Allora, siamo intanto molto contenti di questa opportunità che si lega allo spettacolo che faremo sabato. Cioè, Adrian ha voluto cogliere la nostra presenza qui perché da tanto tempo ragionavamo sulla nostra modalità di lavorare sul racconto parallelamente sul percorso che è anche universitario che si fa sulla ricerca della tradizione orale. Mi aveva già raccontato di questo progetto e quindi unire le due cose per noi. Sì, Se no- io non sono un traduttore, un interprete professionale, così avrò dei problemi. Allora, kontenti ħafna li qegħdin hawn Malta, kontenti ħafna li qegħdin hawnhekk l-Università u li bħala parti mill-proġett ta' tradizzjoni orali stedentuna biex peress li qegħdin hawn għall-ispettaklu ta' nhar is-Sibt biex nippreżentaw dan il-laboratorju speċi dwar ir-rakkont popolari. Aħna konxi ta' dak li qed tagħmlu fil-proġett ta' tradizzjoni orali għax smajna diġà fuq u għaldaqstant nixtiequ nieħdu din l-opportunità biex nippreżentawlkom l-idea tagħna dwar ir-rakkont popolari. Forsi ho lasciato fuori qualcosa però. Non è ovviamente la definizione del racconto orale è un universo grandissimo, no? Possiamo farci rientrare tante cose, quindi... Id-definizzjoni tal-rakkont orali, tal-rakkont fil-pubbliku, hija definizzjoni wiesa ħafna. U għaldaqstant nistgħu ngħidu ħafna affarijiet fuq. Ma al di là che questa cosa nelle varie culture prende forme differenti, in realtà... Culture differenti, din tuħu form differenti. In realtà io e Salvatore, ma credo che sia qualcosa che tutti possiamo toccare con mano, pensiamo che la capacità di raccontare è universale, appartiene all'uomo a prescindere dalle culture. Jienu Salvatore nemnu li din il-ħila li tirrakkonta hija ħila universali li għandu kulħadd f'kull post f'kużmi. Quindi se ci chiediamo quando avviene un racconto, cosa c'è bisogno perché si sviluppi un racconto orale, appunto, non dobbiamo per forza pensare che c'è una figura che ha il compito di raccontare, ha un ruolo sociale e che c'è un pubblico. Questa è una delle possibilità. Waħda mill-possibilitajiet li jkollok xi ħadd li qed jirrakkonta li għandu rwol li jirrakkonta u mbagħad għandu udjenza qudiemu illi se tisma' speċi b'mod formali. Imma dan huwa wieħed biss mill-modi ta' kif isir ir-rakkont fil-pubbliku biex ngħidu. Perché ci sia questa dinamica bastano, dicevamo prima, due persone, basta anche un nonno e un nipote, un genitore e un figlio. Biex ikun hemm din id-dinamika. Due bambini. Due bambini. Jkun hemm sempliċement ngħid minn nies u n-nanna u n-neputija tagħha jew il-tziju u n-neputi tiegħu. Quello che a noi interessa condividere con noi, con voi stasera è cosa determina l'efficacia di un racconto, perché quando un racconto è efficace e arriva alla persona che ascolta. Dak li interessani huwa li naraw kif tagħmel, kif tista' tirrakkonta b'mod effettiv, b'mod effikaċi, b'mod li jaħdem. Facemi domande, perché? Io credo che ognuno di voi, no? Al di là da dove proveniamo, le esperienze che abbiamo avuto, le volte che abbiamo incontrato qualcuno che raccontava a un pubblico, ma ognuno di noi nella nostra, se noi pensiamo alla prima volta che ci è stato raccontato qualcosa in forma di racconto, ognuno di noi avrà una figura diversa nella propria testa, no? Di raccontatore. Sì, no, anche di personale, non per forza. Cioè la prima volta, il primo ricordo di qualcuno che ci ha raccontato un qualcosa, che può essere una favola, può essere un racconto, un episodio, un aneddoto familiare. Ognuno di noi, se pensa al primo momento, individuerà un volto. Ok, allora, kulħadd minna, kull persuna li għaw ġew għandha f'moħħha esperjenza personali ta' meta tiftakar l-ewwel darba li xi ħadd irrakkontala storja. Probabilment kulħadd għandu wiċċ marbut ma' dik l-ewwel esperjenza ta' racconti li jkun sema. È la stessa cosa se io vi chiedessi qual è l'esperienza in cui vi è stato raccontato un qualcosa in maniera, no,
compiuta, un racconto compiuto e che per voi è stato più efficace? Qualcuno penserà a un attore, qualcuno penserà al nonno, qualcuno penserà all'esperienza di una persona incontrata per caso a bere un caffè che ci ha raccontato un aneddoto. Quindi אוקיי, allora kulħadd ħajftakar f'persuna jew f'esperjenza differenti, x'ħadd jaf jiftakar fattur li sema u jirrakkonta storja, x'ħadd jiftakar forsi fin-nanna jew fin-nannu, x'ħadd ieħor jiftakar x'ħadd li waqt li kienet jieħu kafè sema xi ħadd jirrakkonta storja. io vorrei un po' chiedervi, cioè, qual è l'aneddoto, qual è il racconto che vi è stato raccontato che vi ha colpito per come vi è arrivato? Ok, allora nixtieq nistaqsikom biex tajdulna li ma kienet dik l-esperjenza ta' rakkont, dak il-rakkont, dak il-moment, meta smajtu rakkont li laqatkom ħafna u baqa biex ngħidlek imwaħħal f'moħħkom. Tistgħu? Così, è anche un'occasione per presentarci, U così. dan huwa anki mod kif nintroduċu ruħna lil xulxin. Nisiru nafu lil xulxin. Min se jitkellem għandu bżonn il-mic. Facciamolo proprio a giro, se no non parte nessuno. Da Jean Paul. Hello, Jean Paul. Naħseb l-ewwel darba naħseb kienet xi storja tal-Bibju onestament, naħseb li kienet. La prima volta era quando ha sentito una storia dalla Bibbia. Jien niftakar li n-nanna tirrakkonta dejjem dal-karattru Marija, ma nafx minni, ma dejjem i tidher f'kontesti differenti. Dik naħseb l-iktar waħda li tibqa' Mi f'moħħi. ricordo sempre la nonna, mia nonna, che parlava di questa persona che si chiamava Maria e questa esperienza, no? mi sta sempre in mente. Naħseb forsi ma tantx għandha x'taqsam, imma forsi meta l-mami kienet tirrakkonta l-eżempju dawk is-seri son tal-biża ta' tfal biex jisek tibża biex toqgħod attenta x'tagħmel u l-iskola u hekk. Quando la madre di Maria raccontava le storie di, come si dice in italiano? Le storie di paura, che fanno sì. paura sì, così i bambini, così lei e i suoi fratelli non si facevano male o qualcosa del genere. Allora, sempre queste storie di... Questo è vero, possiamo fermarci un attimo a questa cosa? E poi andiamo avanti sulla cosa. L'importante è fuftit fuq dal-punt, Salvatore. Sì, ciao a tutti, sono Salvatore, ringrazio tutte le persone presenti, dottor Sarti, Adrian, tutti. Ringrazio al kulħadd, jien jisimni Anche Salvatore. quelli a casa. Anche. No, mi colpisce molto questa cosa, Tolqotni ħafna dil ħaġa. perché Massimo fa una domanda. Io Massimo lavoro su frasi piccole, Benissimo. siamo diversi. Massimo ha fatto questa... Massimo sa din mistoqsija. La domanda seguente, perché un racconto è efficace e un altro no? Perché? Il-mistoqsija ta' wara tiġi għaliex rakkont huwa effettiv, effikaċi u liħor le. Għaliex, x'jagħmlu effettiv? Un racconto è efficace in qualunque campo, nella politica, in ogni campo, dappertutto, se parte da un punto, da una necessità. Rakkont dejjem jirnexxi jekk jitla minn bżonn. Ma non necessità finta. Ma mhux neċessità falsa. La madre di Maria non vuole che Maria si faccia male. Marija ma tixtieqx li Marija tweġġa. Cosa dice? Xtajt? Dietro quella porta c'è Baba Gaia. Wara dak il-bieb hemm Come Babà? Babà? Ha i denti lunghi, è un mostro, ha gli occhi grandi. għandu snilu kbar, għajnek kbar, Se tu esci da là, ti mangia. jek toħroġ hemm barra jiklok.
Fine, lei non esce da là. Il racconto è efficace. Una necessità della madre. Attenzione. Il-bżon li kella l-om, il-neċessità li kella l-om, għax Marija ma toħroġ barra, għax tibżam minn dan il-karattru li semmit l-om. La madre di Maria è una grande narratrice. Marija kienet narratriċi mill-aqwa. Possiamo proseguire. Prego. Nistgħu nkomplu. Niftakar naħseb qabel ma narqod missieri rakkunta li terapistiż kien. Terapistiż, moħħi palissa. Martina ricorda quando era piccola suo padre che le raccontava le storie di Rumpelstiltskin. Jina l-niftakar l-ommi taqra l-istejjer ta' Peter Pan u li nara l-istatwi fit-triq u nistaqsi xed jagħmlu l-istatwi u nannu kien joħroġ. Io faccio le frasi piccole, tu fai, non è corretto. Non è giusto. Non è giusto. Mela, li niftakar l-ommi tirrakkuntali l-istejjer ta' Peter Pan Mi ricordo mia madre che mi raccontava le storie di Peter Pan u kont nara l-istatwi fit-triq u e kont vedevo le statue nelle vie, nelle strade u kont nistaqsi xed jagħmlu e mi domandavo cosa facevano queste statue. u nannu kien joħroġ li xi storja ta' l-istatwi xed jagħmlu E il nonno mi raccontava delle storie su cosa facevano queste statue. Ma nafx jekkux l-ewwel rakkont li qatt smajt, imma żgur li rakkont li smajtu ħafna drabi u bqajt niftakru. Certamente potrebbe non essere il primo racconto No, ma che ho sentito, ma non però voglio il primo, voglio- certamente mi ricordo benissimo di questo. Imma il-papa kien jirrakkontalna dejjem l-istorja tan-nanna tiegħu li Mio padre che mi raccontava sempre la storia della sua madre, della sua nonna, li kienet mara li taħdem l-eli u kien dejjem tkun ħafja u che kienet- lavorava nei campi scalza u kienet qatt ma timra tux nafienu dan. sì, e non si ammalava mai. U mbagħad mietet b'xi ħaġa vera kważi ironika meta kellha xi 95 Ma è morta in un modo molto quasi banale. Banale. Perché daħlet skalda f'sira, quando aveva 95 anni, daħlet skalda. ah, Jurrifset skalda u kellha tetnu u mietet bit-tetnu. è morta di un'infezione perché è entrata una piccola Scaglia. scaglia, si dice in Sì. italiano, nel piede e Si è avvelenata. sì, qualcosa del genere, si è avvelenata, insomma, con questa scaglia. Sì, no, volevo chiarire che io non ho chiesto il primo ricordo, ma quando parliamo di racconto, il primo che vi viene in mente, che non potrebbe non essere il primo. Benissimo. Mhux l-ewwel storja li smajtu, imma meta naħsbu f'rakkont, l-ewwel rakkont li jiġi kontrastu. Claudia? Jien iktar billi rakkont iktar wiċċ missieri dejjem. Più che un racconto mi ricordo del viso, della faccia di mio padre, Dejjem jgħidilna l-istejjer qabel norqdu che ci raccontava sempre le storie prima di dormire. u kellu ħabta jinnaf jaqbad spunt mill-istorja li tkun istorja ġo ktieb. E aveva questo dono, insomma, di prendere uno spunto da una storia, da un libro U bat jitlaq ximkien jgħidilna xi ħaġa oħra li ma e di tkunx- creare una storia sua, insomma, da quello spunto. Beh, la faccia la teniamo da parte perché è importante, poi parleremo di come racconta il corpo, più che la parola. Il-kwistjoni tal-wiċċ, insomma, frasna xiridu naraw kif tirrakkonta mhux biss bil-ħal, bil-kliem, ma anke bil-ġisem kollu, bil-korpo. Lorenz? Naħseb l-ewwel rakkonti bħal John Paul kienu tal-Bibja tiegħi. I primi racconti erano quelli della Bibbia. Llum jiena rakkontatur biex ngħid l-istejjer lill-tifla. Imma milt pat magħha ngħid la storja jiena, mbagħad l-għada tgħid l-istorja hi. Oggi sono io il raccontatore, il narratore, perché racconto le storie a mia figlia, però c'è questo patto fra di loro che l'indomani è la figlia che deve raccontare una storia a lui.
Rosalind? Naħseb l-aktar memorji ċadi li għandi ta' tzija Tommi. Le memorie le più chiare che ho sono quelle della zia di mia madre. L-abtozzija. Għax kont għatta ħafna ħimma meta kont inkun għand in-nanna. Passava molto tempo con lei quando stava dalla nonna. U kienet tirrakkonta li stejjer ta' meta kienet żgħira hi. E mi raccontava le storie di quando era lei piccola, insomma, lei era piccola. Grazie. Michael, il-rakkonti li ġuni f'moħħi huma tal-namlu tiegħi fuq għadba fl-lili tas-sajf. Che mi vengono in mente sono quelli del nonno. Sì. Del nonno che sulla soglia della casa. Kien iż-żmien fejn ħafna nies kienu jqogħdu barra l-bieb, speċjalment fis-sajf. Era il periodo quando durante l'estate tanta gente stava fuori a raccontare le storie, a parlare. U ħafna minnhom kienu ħrejjef Maltin. E molti di loro erano fiabe maltesi. Li kienu għajmu li kurżitax, fis-sens kienu fuq Malta ma li mhix b'xi mod hija Malta li hija kemm familjari u kemm hija differenti minn dik ta' madwar. Che mi incuriosivano queste storie, queste fiabe, perché erano su Malta, però era un'altra Malta. Allora era una Malta familiare e non familiare allo stesso tempo. Ok, ascolta, possiamo andare sul ritmo del racconto. Ci possiamo aumentare il ritmo con cui raccontiamo queste microstorie. Nel senso che... Possiamo andare un po' più veloci nel raccontare. Ok. Non perché sia fastidioso, perché c'è bisogno di un ritmo. Ok? Lavoriamo su questa cosa. Ok, meta tkun qed tirrakkontaw, tistgħu taħdmu ftit iktar fuq ir-ritmu li bieħed tirrakkontaw. Non abbiamo tempo. Minħabba il-ħin. Questa è l'indicazione. Ma naħseb il-problema hija jien facendo questo. No, non perché non abbiamo, perché non c'è tempo. Quando si racconta non c'è il tempo. Meta tkun qed tirrakkonta m'hemmx ħin. Questo non vuol dire correre. Allora bisogna spiegare. Spiegatelo. No, in che senso non c'è tempo quando si racconta? Perché c'è solo quel tempo e il tempo è, lo dico a te italiano perché è un po' complicato, c'è solo il tempo del racconto, non c'è il tempo di altro. Cioè, il tempo del racconto è quello, non può essere uno sbrodolare, nel senso non tradurlo perché può sembrare un'offesa. L'essenziale è il racconto, ecco perché un racconto è efficace, perché è essenziale. Ok, racconto Se una cosa tu la puoi raccontare in 4 parole, perché aggiungerne 12? Non servono racconti. Tistgħu tirrakkuntaw l-istorja ta' jekk aħna nistgħu nirrakkuntaw l-istorja tagħna berba' kelmiet ma nix nistgħu 12. Kontra kif jagħmlu Taljani kollha. No, perché mia madre si addormenta, capisci? Perché dice Claire? Claire ha detto questo è il contrario di cosa fanno, come fanno gli italiani, che usano tantissimo. Ma infatti io non sono italiano. Jina li niftakar għannu zanza għabel kienet iktar popolari li noħorġu barra fuq tarġa u kulħadd jirrakkonta ċar jew xi ħaġa tal-biża'. Questo è cambiato la storiella. Vai, chi ha detto? Siamo qua per divertirci anche, piacevole. No, diceva che quando erano piccoli andavano, come era d'abitudine in quel periodo, andavano sulla soglia della strada, della casa, per raccontare le barzellette. Ed è questa la memoria più forte che ha del racconto. No? E ridevano? Sì. U kienu jitku ħafna.
Ricordo la voce di mia madre che ogni volta che andava via la luce ci raccontava la storia di Adamo ed Eva. Bellissimo. Kull darba li kien għandu li jiftakar għalli meta kien jinqata d-dawl. Ommu kienet dejjem tirrakkonta l-istorja ta' Adam u Eva u peress li kien jinqata d-dawl ħafna kienet samħa ħafna dell-istorja ta' Adam u Eva. C'era anche la mela, domanda io. C'era anche la U kien mela. hemm is-soffiħa? Sempre la stessa, Vai. Michael è il nostro capo di dipartimento. L-ikbar rakkontatur li tqajt miegħu huwa nannu. Nannu dejjem kien jirrakkuntanna minn kollox. Imma li niftakru l-iktar li nġabru qudiemu fid-dlam. Il più grande narratore che ricordo era mio nonno. La cosa che mi ricordo di più è che quando che noi ci mettevamo insieme nel buio. Kien jixal sigaretti u jaqbad li jibqa' mis-sigaretti u jibda jagħmel disinji bis-sigaretti fl-arja. Bellissimo. Ħarsu lejn dawn id-disinji u tanqas moħħi jitlaq jiġri balla. Lì ha cominciato a fumare lui, no? Il suo nonno faceva così con disegnava la sigaretta, facendo dei disegni. Bellissimo, È la cosa che ricordo di più. Bello. Marco? L-ewwel naħseb memorja li għandi ta' missieri rrakkontalna dejjem l-istess storja l-istorja tas-soppa taċ-ċaq ma nafx ta' fuqiex. Mi ricordo la storia che ci raccontava sempre mio padre, quella della storia della, come si dice? La zuppa delle ciotole. Ciotole, no? La lite Che sono sul mare, vicino al mare. I ciottoli. Dei sassi, dei ciottoli. Ah, ok. Quindi il tirarsi, le ciotole? No. Una zuppa di sassi. Ah, la zuppa! Una zuppa di sassi. Ho sentito la zuppa. No, scusa. Speċi, dil-istoria tant smajta, imbagħad sibt il-klip minn fejn ġaba li kien id-dar ma korx taf naqra. U naħseb jekk tistaqsi t-tfal tiegħi l-ewwel storja li għattilhom probabbli hija dik u jiftakru. Ma inbidlet ħafna. Ok, ero molto piccolo, non sapevo leggere, ma quando ho cominciato a leggere ho cercato questa storia, l'ho trovata in un libro a casa e eventualmente era la storia che ho raccontato, era la prima storia che probabilmente la prima storia che ho raccontato ai miei figli. Però questa storia intanto è cambiata, no? Dicevi? Sì, perché si cambia il luogo dove avviene la storia. Originariamente era in Turchia, penso. Inbidel il-postface l-istorja oriġinarjament aktar x'kienet fit-Turkija. Janika? Jiena qabel norqod missieri kien jirrakkonta l-istejjer li kien jivvintaw. U kien jorbothom. Prima di addormentarmi mio padre mi raccontava storie che creava lui, che inventava lui. U kien jorbothom ma' żmien partikolari, pereżempju kien kunu qegħdin fil-miliet, kien jirrakkonta l-istorja li jivvintaw marbuta mal-miliet. Ok, e li legava al periodo nel quale eravamo, diciamo se era il periodo di Natale, era una storia in qualche modo legata al Natale. U minn żmien għal żmien kien jibqa' xorta jgħidli l-istess tejjer, pereżempju jekk il-miliet tas-sena ta' wara, xorta jerġa' jirrakkonta l-istess storja. E ogni anno eventualmente ritornava sempre alle stesse storie. Imma xorta dejjem kien għanqalli jisu kurzità ġdem jew iżid biċċa jew kellha l-mod ta' kif jgħidha. Ma il modo in cui raccontava queste storie e anche un po' qualche dettaglio cambiavano e per questo era sempre una bella esperienza per me sentire queste storie, anche se erano in essenza le stesse storie. Jina mdawra b'rakkonti, ma naħseb kienu jużaw terapija fuqi. Għax ma norqod, ma konċ kwieta. Avevo per tutte queste storie, era una forma di, forse era anche una Biex forma di nikol terapia. l-istoria ta' Jack and the Beanstalk di qatt mal-ħaqta l-sħaba jina ġejem titwal. Però ġirali bħal Claudia. Ok, quando mangiavo mi raccontavano la storia di
non so come si dice in italiano, Jack and the Beanstalk. Sì, Jack e il fagiolo magico. Claudia, li l-ewwel ħaġa wiċċ ġieni qudiem wiċċ il-bużnannu tiegħi li biex Come Claudia jirrakkonta. mi è venuta in mente immediatamente la faccia. Kont żgħira ħafna jista' jkun kont kien jikkanta tħannina u li baqgħet kull darba tiġini il-memorja tagħha di. Tħannina li kantastu għad tkun bla sens ta' fuq tifla ma tix torqod, ġrid barra. Suo nonno cantava questa Biznonna, sì, biznonna. Nanna, sì. U niftakar anka rriħa ta' sapuna ta' ċavetta tiegħu. Għax kien jqaxxar il-leħja bil-sapuna di Marsilja. Allora, del nonno che cantava, no? Questa ninna nanna, sempre la stessa storia, sempre lo stesso ritmo, la stessa melodia. Naħseb li l-iktar li pov moħħi u dawk l-istejjer meta kont immur il-mużew kienu jipproġettaw l-slides fuq il-ħitan u dawk jibqgħu stampati ħafna iktar mill-istorja partikolari. Mi ricordo probabilmente di più le storie che raccontavano con le immagini nelle lezioni di catechesi. Dar iż-żammit. Jina l-iktar li niftakar iktar mill-li stejjer, jina kelli nanna. Tatini pariri. Ricordo di più la nonna che mi dava dei consigli. Consigli. L-iktar waħda li niftakar, meta kont ġifir kbira, se niżewweġ 42 sen ilu, u kienet irrakkuntat, kienet qaltli meta. Il consiglio che ricordo di più era quando 42 anni fa stavo per sposarmi. 42 anni fa. Sì. Non sbagliare. Kienet qaltli, jekk tiġġieldu, intu raġel, mhux tibda tirrabjent. Il-kamra fija. Allora, se litigate tu e tuo marito, tiġġieldu, mela, il-kamra fija 4 kantunieri. Allora, la stanza ha 4 angoli. Angoli. Mela, mur f'waħda, u bda rabja hemm. Mek ma jgħaddilekx. Fai quella, scegli un angolo e vai a arrabbiarti là. Ma jgħaddilekx mur fl-oħra u bqa' sejra sal-aħħar. Tispiċċa jgħaddilek. Se non ti passa la rabbia vai in un altro angolo fino a... Għajt insomma ġa moħħi. Ti passa. Allora, il primo ricordo che mi viene in mente è legato a mio nonno. L-ewwel memorja li għandi hija marbuta ma' nanno. Mio nonno che fa la guerra, prima guerra mondiale. Il-nanno tiegħi kien soldat fil-gwerra kbira, l-ewwel gwerra kbira. Mi racconta di quando faceva l'artigliere di montagna sulle Alpi. Ok, kien soldat tal-artiljerija fuq il-montagni fil-Alpi. Notte. Lejl. Nebbia. ċpar. Freddo. Kesħa. Il mulo. Il-bal. Lui cammina e gli dà un morso all'orecchio e glielo stacca. Pezzo d'orecchio. Il muro dà un morso a mio nonno. U l-bal gidem l-nannu fuq intu għataħtilu barra. Questo è il primo ricordo. Di l-ewwel memorja li għandi. Perché noi in maltese diciamo Yabal, che sarebbe veramente un mulo. Jina l-iktar li niftakar, meta kien imur id-dawl ukoll fi snin 80 kien imur ħafna d-dawl u għandi din l-immaġni ta' missieri bla ebda dubju biex xema u dejjem jirrakkonta l-istejjer tal-kavallieri u dejjem jivvinta ma dejjem fuq il-kavallieri. Posso tradurre io, Adrian, se vuoi. Grazie. Ho sempre questa immagine che viene, che negli anni 80 a Malta andava la luce, ma molto spesso, no? C'era un problema di elettricità. E ho sempre questa immagine di mio padre con una candela e che raccontava sempre delle storie sul tema dei cavalieri di Malta, no? Ma sempre delle storie diverse. Bene. Allora, questo sembra... Tu non racconti la storia, no?
Vabbè, i miei narratori sono due, mio nonno e mio papà, però... Sì, Dawk sì. li kienu jirrakkuntaw li l-iktar l-ister li niftakar huma nannu u missieri. Papà raccontava la sua infanzia durante la guerra, il Missieri nonno, kien jirrakkonta t-tfulija tiegħu fi żmien il-gwerra. il nonno ce ne sono tantissime, In-nannu kien jirrakkonta ħafna storja. ma forse quella che mi viene subito in mente è quando lui durante la guerra era finanziere, Tiġini frasi hija meta hu fi żmien il-gwerra. dopo che l'esercito italiano aveva sfondato il fronte austriaco, quindi erano arrivati fino quasi a Vienna. Meta l-armata Taljana kienet waslet kważi sa Vienna, fl-Awstrija. E lui aveva il compito di portare i soldi dall'Italia in incognito fino al fronte. Allora, il-missieri kellu il-xogħol illi jieħu l-flus mill-Italja kważi E un, qudiem e un giorno sul treno si accorse di essere seguito e quindi temendo per la sua vita, perché l'avrebbero probabilmente ucciso per Kien rapinarlo. jagħmilha bil-moħħ bidej biċċa xogħol. Non ho capito la... Lui lo faceva col treno questo Dil biċċa xogħol kien servizio. jagħmilha bil-ferrovija. Un giorno si è accorto di essere seguito. Induna li qed darba minnhom induna li qed isegwuh qed jimxu waraj. E allora, temendo che l'avrebbero rapinato e ucciso, ha aspettato dalla stazione che partisse il treno e si è lanciato dal treno. U allura darba minnhom stenna li l-ferrovija tibda mexja u kif bdiet mexja qabeż minn fuq il-ferrovija biex ma jaqbżux waraj speċi. Ok, questo è il racconto. Salve. No, io ho una storia molto, molto breve da raccontarvi. Jien għandi storja qasira ħafna con molto ritmu. C'è un calzolaio, Hemm skarpan. Va al X'għad li merc- jagħmel iżraben. va al mercato e vende tutte le sue scarpe. Immur is-suq u jbih il-żraben tiegħu kollha. Si fa notte e torna verso casa. Jitla u jmur lura d-dar, Si ferma a un pozzo per bere. jieqaf ħdej u sejr lura d-dar jieqaf ħdej bir biex jixrob. Arrivano 4 briganti, malfattori, Jassu furfanti. erba' ħallelin, Gli chiedono dei soldi, jitolbuh il-flus, lui glieli dà. jitjomlu, Gli chiedono i ferri del mestiere, jitolbuh il-lodda li jagħmel iżraben, lui non glieli dà. imma ma jtjomlhomx. Tira fuori il coltello per lavorare il cuoio e li uccide a tutte e tre, tutte e 4. Joħroġ is-sikkina li biha kien jaħdem jaqta il-ġilda u joqtolhom l-erba' li huma. Li getta dentro il pozzo Jitfaħħhom fil-bir e scrive sul pozzo: u jikteb fuq il-bir. chi troppo vuole nulla ha. Min irid wisq ma jieħu xejn. Naħseb li hemm xi qawl bil-Malti. Quanto è durata la storia? Kemm damet Secondo voi quanto? Kemm damet l-istorja skont id-daw? Un minuto? Mezzo minuto. C'è la traduzione di mezzo. Bene, mio nonno, questa storia, questa qua, Din l-istorja di li għadni kemm irrakkontajtilkom. la faceva durare 2 ore. Il nonno era italiano. Kienet meta kien jirrakkonta kien idum satej għaddejja. Why? Why? Perché? Qual era la necessità? Għaliex? Perché mia nonna Għax in-nanna tiegħi lo minacciava, kienet teddu perché io ero piccolo, għax jien kont żgħir. c'era brutto tempo, ero sempre malato Kien ikun il-maltemp, jien kont ikun marit. e allora dovevo far durare la storia tanto tempo. U allura l-istorja kellha ddum bil-fors. Ok, questa è la necessità della storia. Mela din hija n-neċessità dan huwa l-bżonn tal-istorja. Cosa ricordo io? Cosa x'niftakar? Mio nonno che mette una parola dietro un'altra In-nanu tiegħi li jitfa' kelma wara l-oħra e nel silenzio fa sempre questo movimento. u fiskiet jagħmel dejjem dan il-moviment. Per guadagnare tempo. Biex jerbaħ il-ħin. Questo è il racconto. Ho finito, tu Adrian? No, io sto traducendo. Abbiamo l'altra traduttrice se vuoi. Ok.
Allora, questo esercizio intanto vi ha costretto e ci ha costretto a una cosa, a tutti quanti, no? A selezionare questo ricordo, e quindi se questo ricordo è venuto fuori c'è un motivo. Mela di l-attività żgħira li għamilna ġaġelitkom tiftakru u taqsdu, le? Seconda cosa, vi ha costretto a ricreare quel momento. U ġelitkom tikkrew mill-ġdid, toħolqu mill-ġdid dak il-moment. E ha costretto tutti gli altri a immaginare il vostro momento. U ġelet li l-oħrajn kollha jimmaġinaw huma dak il-moment tagħkom. Quindi c'è anche un racconto nel racconto. Ġifieri hemm rakkont fir-rakkont. La cosa perché un racconto funzioni, Biex rakkont jirnexxi, molto importante, jaħdem. è lasciare questo spazio da riempire a chi ascolta. Biex rakkont jaħdem, trid tħalli dak l-ispazju, lasciare quello spazio Da riempire biex jimtela minn min qed jisma'. Salvo, vuoi dire qualcosa sulla posizione di chi ascolta e perché è importante? Mela Salvo tgħidilhom xi ħaġa fuq il-pożizzjoni ta' min qed jisma'. Ok, bisogna di alzarmi però. Irid ħajkolli nqum bil-wifqa. Chi racconta ha un dovere, Min jirrakkonta għandu dmir. non lasciare mai le persone a cui sta raccontando. Questo è uno. Li qatt ma jitlaq lil dawk in-nies li qed jirrakkuntalhom. Tenerle prigioniere, Iżommhom kollha priġunieri tiegħu. ma Imma fl-istess ħin, renderli liberi fl-istess ħin jeħlishom ħallihom liberi in questo rapporto. f'din ir-relazzjoni li għandu magħhom. Perché il compito del racconto non è spiegare, Għax ix-xogħol, il-funzjoni tar-rakkont mhuwiex li jispjega. il compito del racconto e dell'arte in generale è suggerire. L-iskop tar-rakkont u anki tal-arti b'mod ġenerali huwa li jissuġġerixxi. Ciò che per me è bianco, Dak li għalija huwa abjad, per chi ascolta potrebbe essere nero. għal min qed jisma' jista' jkun iswed. Ciò che per me è una mano grande, per chi ascolta è una mano piccola. Dak li għalija jista' jkun id kbira, għal min qed jisma' hija id żgħira. E andando avanti, U nistgħu sejrin. io racconto di un uomo alto con le mani grandi e chi ascolta tradisce il mio racconto ed è libero perché si costruisce il suo personaggio. Mela jien qed nirrakkonta dwar bniedem twil bid kbira, imma min qed jisma' jimmaġina xi ħaġa differenti u allura qed jittradixxi l-istorja tiegħi u allura jikkrea l-istorja tiegħu. E questa è la libertà di chi ascolta, Din hija libertà ta' min qed jisma'. ma noi questa cosa la teniamo sempre molto presente. Din inżommuha ħafna f'moħħna aħna. Non esiste il racconto senza scambio. Ma Non jeżistix c'è. rakkont mingħajr skambju, mingħajr Eh, tagħti u tirċievi. È una partita a tennis. Logħba tennis. È un mostro grande che ti prende qua e l'uomo che ascolta reagisce, rimanda una sua reazione, dà benzina a me che racconto e io rilancio verso un altro e così via. Huwa mostru li jagħmel xi ħaġa, dik il-ħaġa li jagħmel toħloq reazzjoni u lil min qed jirrakkonta tagħtih biex tagħtik il-petrol, l-enerġija biex ikompli. E torniamo al discorso del silenzio, se vuoi lo affrontiamo. Sì. Ok. Mela ħanaqdu l-kwistjoni tas-silenzju. Infatti io, poi vai tu. Tas-skiet. Ok. Siamo abituati Aħna mdorrijin. a riempire tutto con tantissime parole. Aħna mdorrijin nimlew kollox b'ħafna kliem. Dottor Sarti dice, Dottor Sati għed Massimo, grazie. Massimo dice, Alpi, attenzione a quello che usa, Alpi, nebbia, mulo. Alpi, nebbia, mulo. Mela Massimo Sarti għed Alpi,
ċpar, bal. Attenti għal dak li qed jgħid. Cammina e lascia, non so quanto consapevole o cosciente, questo io non lo so, se Massimo fa l'attore, questo non lo so, lascia del silenzio in mezzo a ogni parola. Iħalli il-vojt, il-silenzju bej kelma oħra. Lui non lo sa, ma in quel momento lascia la libertà a chi ascolta di immaginarsi quanto è il silenzio, che cos'è quel silenzio nelle Alpi, no? Allora, ma nafx kemm ukoll xhur ma iħalli b'dan il-mod iħalli l-immaġinazzjoni tagħna toħol tara kemm hemm silenzju fl-Alpi. Quanta nebbia mettere, e quindi lui dice che c'è la nebbia. U jgħid li hemm iċpar. Appunto a posto, lui ha fatto il suo lavoro. Adesso la nebbia, la quantità di nebbia ce la mettete voi. Lui dice... U jgħid li hemm iċpar issa aħna niddeċiedu aħna xogħolna naraw kemm hemm ċpar kif iruda ċpar. Lui dice che c'è un muro accanto a suo nonno. U jgħid li hemm Non dice il mulo è alto, è grande, ha il muso, ha le orecchie, è nero, è storpio. Ma jiddeskrivix il-bal, ma għandu id-neħ bar ħafna li hu kbir, li għandu li hu zopp, eccetera. Lui dice semplicemente tac, il mulo dà un morso a mio nonno e gli stacca l'orecchio. U jgħid sempliċement li l-bal jaħtaf widna il-widna tan-nan. A me fa ridere perché... Scusa Massimo, mi fa ridere perché non parla del povero nonno che è senza orecchie, è geniale perché, ma è bellissimo il racconto in questo senso. Perché? Perché non lui non commenta questa cosa, è bellissimo perché ciascuno di noi, io nella mia testa mi sono fatto, e il povero nonno? Jiena f'moħħi qed speċi u miskin Che cavolo fa senza un orecchio? Il mulo l'hanno ammazzato. Attenzione, ho continuato la storia e magari qualcuno di voi l'avrà anche fatto, non ha importanza questo. Però è bello, no? È il silenzio che viene dipinto dalle parole. Il silenzju li jitpinġa jiġi markat mill-kliem. Non sono le parole che dipingono il silenzio. Mhux il-kliem li jipinġi il-silenzju. Non ho preso questa differenza. Salvo. Sì. È il silenzio che rende urlante una parola. Il-silenzju iġiel il-kelma tajja. Jammela tajja il-kelma. Ok. È un po' come nella musica, no? Bħal fil-mużika. Le pause sono note, no? In musica. Le pause sono note e sono altrettanto importanti. Il-mużika huma noti, huma importanti ħafna. Anche così la variazione delle parole, le altezze, no? Dei volumi nel ritmo. Anche il-varjazzjonijiet li jkun hemm fil-mużika, ritmu differenti, kemm jolak jew jitbaxxa l-ħoss. No? Quindi se io sto sempre a un livello dall'inizio alla fine in quello che dico, questa cosa non mi dà spazio, non mi aiuta a fare le pennellate di immaginazione. Allora jekk jiena nibqa' dejjem fl-istess livell, fl-istess volum, jiena ma nistax nikkrea affarijiet, ma jtinix il-possibilità li nikkrea affarijiet ġodda. E poi un'altra cosa che si lega al silenzio, in realtà, lo accennavamo prima, è il ruolo del corpo. Cioè la parola è solo un piccolo pezzo del racconto, nella relazione. Il-kelma hija biss parti żgħira mir-rakkont, għax imbagħad hemm il-ġisem. Ognuno di voi, la prima cosa che è venuta non è il suono della parola, ma il volto di chi raccontava probabilmente, o il gesto della sigaretta, perché l'azione... Probabilment ħafna minnkom l-ewwel ħaġa li ġietkom fraskom jew kellha kemm intom ġietkom fraskom iktar ġikom fraskom iktar il-weġġ ta' min qed jirrakkonta milli forsi xi kelma. L'azione dice senza parola, no? Iktar l-azzjoni li titkellem mingħajr kliem. E ha la stessa, se non più importanza rispetto alla parola. L'azione? Certo, sì, il corpo in sé, cioè l'occupare lo spazio. L'azione għandha iktar importanza mill-kelma.
E poi il corpo è molto legato all'energia di come raccontiamo, no? Cioè, l'energia di come facciamo viaggiare il racconto è più nella disposizione del corpo piuttosto che nella parola in sé. L-enerġija ta' non kif è- nirrakkontaw l-istorja tinsab iktar fil-mod kif nużaw ġisimna minn kull ħaġa oħra. Queste sembrano, vai, vuoi dire? Sì, no, volevo dire una cosa proprio rispetto alla cosa che dice Massimo, proprio una cosa è il racconto scritto sulla carta, Mod ir-rakkont miktub fuq karta, un'altra cosa è il racconto agito. u mod ieħor ir-rakkont In action, ir-reċtat, in azzjoni. azione. Il racconto shakerato. È un'altra cosa. Noi ci aiutiamo in ogni modo per farci capire, no? Aħna nużaw dak kollu li nistgħu biex inkunu nistgħu ninftehmu mill-udjenza tagħna. Un corpo pronto è un corpo pronto a dare verso gli altri. Ġisem lest huwa ġisem lest li jagħti lill-udjenza. Ciascuno di noi conserva dentro la memoria di ciò che racconta. Aħna il-kol nżommu memorja niftakru dak li nirrakkuntaw. Vi racconto una cosa. Ħanirrakkontalkom ħaġa. Una cosa vera. Ħaġa vera. Io sono piccolino, Kont żgħir ħafna. mia zia, ci sono delle ragazze cuce, no? Cuce. Lei kuċe? Lei cuce insieme alle sue ragazze, io sono piccolino. Lei qed tgħid flimkien ma' daw it-tfal. E mi dice, U tgħidli dietro di là, dietro questa porta qua, wara dal-bieb c'è hemm c'è una donna cattiva, non ci andare. wara dal-bieb imma ħażina. Aspetta. Tersaqx le. Adesso vi faccio ridere. Issa ndaħħaq. Vi faccio tanto ridere. Ndaħħaqkom ħafna. E allora io sono piccolo, ma sono curioso, ovviamente. Arrivo là, non so chi c'è dietro, ma la porta si muove. Forse, Ma nafx minn hemm wara l-bieb imma l-bieb qed jiċċaqlaq. forse mio zio, Forsi tziju. che è morto adesso comunque, è morto. Li sadattant minn. Purtroppo. E io mi spavento la prima volta. U jiena bżajt l-ewwel darba. E lo faccio 5, 6, 7, 8 volte. Għamilta 5, 6, 7, 8 darbiet. E sento freddo qui nella schiena. U bdeħos il-bart f'dari. La sera ho la febbre a 39. Bil-lejl telali d-deni 39. Io ricordo il senso della paura Niftakar is-sens nella tal-biża' schiena. f'dari. Fix-xewka tal-dar. E quando devo raccontare della paura, U meta jkolli bżonn nirrakkunta xi ħaġa tal-biża' ricordo quella cosa niftakar dik che è la più grande paura per me. li kienet l-ikbar esperjenza ta' biża' La mia li paura. kelli jiena. La mia paura. Biża' tiegħi. Questo è il raccontare con il corpo. Dan ifisser, hekk irrid infisser meta ngħid tirrakkonta bil-ġisem. Sei d'accordo? Taqbel? Però possiamo fare tutti quanti, perché non è che la mia paura è la più importante del mondo. È importante per me, Kulħadd non jista' certamente jagħmel għax kulħadd għandu per te o il-biża' tiegħu. per Sad, per Massimo e per gli altri. Ciascuno di noi ce l'ha dentro queste cose, Kulħadd għandu ġo fih daw l-affarijiet. solo che a volte le ha dimenticate, Ma kultant insew. ma ce l'ha dentro, Imma qegħdin. tutte le cose. L-affarijiet kollha għandna ġo fina. E ogni corpo vostro può raccontare come nessun altro può raccontare attraverso il vostro corpo.
perché il vostro corpo è l'unico nel mondo a essere in quel modo e in quel modo. Kulħadd jirrakkonta Bellissimo. bil-ġisem uniku tiegħu, allura bil-mod uniku tiegħu għax ma jeżisti ebda ġisem ieħor bħal tagħhom fid-dinja. Allura intkom biss tistgħu tirrakkontaw b'dak il-mod, individwalment. Provate a guardarvi. Prova ħarsu lejn xulxin. Guardatevi. Guardatevi veramente, ma non sto scherzando, guardatevi. Non c'è uno uguale a un altro, non c'è. Ħadd l-istess. I denti, gli occhi, il naso, la panza, le tette, il culo, le scarpe, i pantaloncini, i peli. Cioè, ciascuno è importante per il mondo e per noi è importante rispetto a ciò di cui stiamo parlando. Aħna l-koll differenti, kulħadd għandu l-fattizzi u l-karatteristiċi fiżiċi differenti tiegħu, aħna l-koll importanti individwalment. Sì. Għad-dinja. Sì. Per il mondo. Sì, per il mondo, sì, sì. E quando finiamo di raccontare, alla fine speriamo di essere più buoni tutti quanti. U nisperaw li meta Perché è così. Nisperaw li meta nispiċċaw nirrakkontaw nkunu aħjar. Sì. Għax hekk għandu jkun, ċe ekku li war li tirrakkonta tkun aħjar. Ecco l'importanza del racconto, del raccontare, del dire. Għalhekk importanti nirrakkontaw ngħidu. Poi con Massimo l'altro giorno parlavamo, fortunatamente sì, noi utilizziamo il cellulare, è un elemento fondamentale nel nostro mondo. Senza il cellulare non possiamo andare in bagno. Kada nirrakkontaw ftit ġranet ilu jienu Massimo, ci rilassa il cellulare. Il-mobile issa sar tant fundamentali ma stax tidħol fil-kamra tal-banju mingħajr il-mobile. È vero, ti rilassa. Huwa essenzjali, u tirrilassa. Te l'ha messo là, bella seduta, e con il cellulare riesci a fare cose che senza cellulare non potresti mai fare. Che voi umani. Cosa che voi umani. Oh. Facciamo finta che non c'è il cellulare. Immaginaw li ma jeżisti. Allora, è drammatico. Ħaġa drammatika vera, immaginaw li ma jeżistix il-mobile. Intanto c'erano più figli. Kien hemm iktar tfal Chi vuole capire, capisca, se la prenda col proprio marito, un po' arrabbiato, un po' no. Kulħadd jifhimha kif irid imma anki mar-raġel u mal-mara tiegħu. Un po' si parlava male di meno fuori, c'era meno pettegolezzo. Forsi konna nitkellmu b'mod negattiv inqas, kien hemm inqas qis fuq in-nies mingħajr il-mobile. Perché forse si andava a cercare la persona con cui parlare, a cui dire la cosa che non ti piaceva, per esempio. Forsi għax kont taqbad u tmorant il-persuna li m'għandekx grazzja magħha, li għandek bżonn tgħidilha xi ħaġa u taqbad u tgħidilha. A casa di mio nonno, un rione a mare. Għanti n-nannu tiegħi li kien jgħod dejn il-baħar. Il paese era di 64 persone. Kien hemm 64 ruħ jgħixu. C'era la chiesa, la gebbia, sai cos'è la gebbia? No. Una vasca di di raccolta dell'acqua. C'erano i grilli dentro, bellissimo. Kien hemm ġibbja u kien hemm il-knisja bil-grill bil-grilli għaw fihom. Vabbè, il grill. E c'era questa casa di mio nonno, la casa di mio nonno, con questa finestra meravigliosa. Allora c'era una trasmissione che si chiamava, mio coetaneo Massimo, si ricorderà, Mike Buongiorno. Come fanno a ricordare? Il programma Mike Buongiorno. Rischia tutto, parlo degli anni 70 io, attenzione. Kien hemm dal-programm Lui è un po' più giovane di me. Buongiorno jisma' riskja tutto. Non si dice. Kien quiz li terbaħ il-flus. Ok, le 64 persone del paese L-64 rotta dan. si sedevano nella piazza, mio nonno prendeva la televisione, In-nannu kien jaqbad il-television. la metteva sulla finestra Kien jagħmlu fil-tieqa. e tutte e 64 vedevano la cosa. Ma
io non vi voglio raccontare questa cosa. Ma u l-64 ro kienu jgħodu jħarsu lejn. La cosa- Ħarsu lejn it-television fit-tieqa tan-nan. Tu questa la sai? Ma la cosa terribile è che La cosa c'erano terribile in mezzo a questi 64 adulti, Fost dawn l-64 ro kien hemm, c'erano 8 bambini, fost dawn l-adulti kien hemm 8 tfal. qualcuno un po' più grande, qualcuno un po' più piccolo. Uħut minnhom twal, uħut minnhom żgħar. Vabbè, ok. Allora, quello più piccolo io Jien kont wieħed miż-żgħar. era l'esecutore materiale dell'attentato. Jien kont dak li wettaqt ir-reat. Cos'era questo attentato? X'kien dan l-attentat dan Era ir-reat? scivolare tra le gambette della sedia Niżlu għal-saqajn tal-siġijiet? e prendere il grembiule delle donne e legarlo alla sedia. U naqbat il-frada tal-nisa u norbotom ma' siġijiet. Quando alle 10:30 più o meno finiva alle 11 la trasmissione, Meta fl-10 nofs jew fi-11 bejn uħor kien jispiċċa programm. noi eravamo nascosti dietro la chiesa a guardare 1, 2, 3, 4, 5, a guardare l'effetto finale. Għanna kienu nkunu moħbin wara l-Knisja, qed nistennew biex naraw l-effett. E l'effetto finale era un capolavoro di ingiurie, di maledizioni contro i nostri padri, le nostre madri e tutti i parenti. Un casino si succedeva. Kienu jgħodu jajru l-ġenitori tagħna, l-ommijietna u missirietna minħabba dak li għamilna aħna. Ma la sera dopo Imma l-għada, si stava di nuovo insieme, tutte e konna narġgħu nkunu 64, flimkien, perché non c'era ma konna narġgħu flimkien l-għada fil-għaxija, għax ma kienx hemm. perché c'era la necessità di parlare, di chiedersi le cose. Vabbè, questa è una cosa... Cos'era la cosa finale? No, rispetto al rilassarsi con il cellulare, no? Cioè, nel senso che io lo capisco, non sono stupido, non completamente. Non si può fermare il tempo, il tempo va avanti e tu... Ministru pedu ma stax twaqqaf iż-żmien, speċi l-affarijiet jimxu l-qudiem. Io lo posso fermare un'ora sopra il palco, solo un'ora, lo posso fermare, inchiodarlo, ma è un'illusione, il tempo va avanti comunque. Fuq il-park jiena nista' nwaqqaf iż-żmien għal sija. Imma ministru pedu naf il-żmien ħajbqa' għaddej fl-aħħar mill-aħħar. E quindi la bellezza del teatro è che noi facevamo spettacolo per i ragazzi, la cosa molto bella è che alla fine dello spettacolo detto, vi siete divertiti? E i ragazzi si erano divertiti. Fl-aħħar tal-spettaklu ma' tfal kienu jgħidulhom ħadtu gost, u tfal vera kienu ħadu gost. Poi gli ho detto, peccato però, perché Ħasra li l'attore sul palco non lo puoi mandare avanti con il telecomando. ħasra li ma tistax l-attur li hemm fuq il-park iġġelu jibqa' għaddej bil-remote control. E questa è la bellezza del teatro. U dan Avete delle passati domande? tat-teatru. Avete delle Għandkom domande? xi mistoqsijiet? Silenzio. C'è qualcuno che fa teatro in questa stanza? Għaw xi ħadd li jaħdem it-teatru hawnhekk? Għaw Antonella. Beh, allora noi facciamo teatro in varie forme, però da 20 anni abbiamo questo percorso sul racconto che si è anche evoluto, adesso poi ne parliamo magari nel... Matul dawn l-aħħar 20 sena aħna ħdimna ħafna fil-qasam tat-teatru, ma l-iktar qasam li ħdimna fuq huwa l-qasam tar-rakkont. Ma non a caso siamo partiti da questa condivisione, perché gli elementi... U għalhekk tlaqna minn din l-esperjenza li aħna naqsmu flimkien. Perché gli elementi di cui stiamo parlando sono anche per noi, che poi il racconto lo facciamo sul palcoscenico, fondamentali, cioè sono sempre gli stessi. Dawn l-elementi li aħna qed niddiskutu hawnhekk li qed naqsmu bejnietna hawnhekk huma l-elementi li aħna eventwalment huma l-essenzjal ta' dak li nagħmlu aħna fuq il-park. Ovviamente c'è un lavoro diverso di preparazione, ma se un racconto funziona in maniera informale come quelli di cui parlavamo,
vuol dire che ha gli stessi elementi che poi noi utilizziamo in scena. It-ħejja ovvjament għal fuq il-palk hija differenti, ma effettivament, essenzjalment, jekk ir-rakkont jirnexxi bħalma qed jirnexxi għaw ġew, dawk l-elementi li aħna nużaw biex nirrakkontaw li biex ir-rakkont jirnexxi mbagħad biex nittrasformawhom ngħadduhom fuq il-palk biex ir-rakkont fuq il-palk jirnexxi wkoll. Essenzjalment bl-istess tekniki, con le stesse tecniche. No, non sono tanto le tecniche, ma gli elementi. Iktar l-elementi mill-tekniki, l-elementi tal-istorja, tal-rakkonto. Però naħseb li meta tirrakkonta, tivvinta jew tiftakar xi ħaġa. Ma quando racconti devi inventare o ricordare qualcosa? Ma fuq il-palk. Una domanda. Ma sul palco? Ikollok script, taqra, tagħmlu bla Ma sul palco è cosa diversa perché c'è uno... La domanda... E devi seguire il copione. No, attenzione, no. attenzione. La domanda è molto pertinente. Voglio rispondere a questa domanda e poi... Il-kwistjonija dak li qed tgħid għandu ħafna x'jaqsam ma' dak li qed nitkellem. Il 17 marzo del 2017 Fi 17 ta' Marzu tal-2017. sono caduto dal palco e mi sono fratturato il naso. Waqajt minn fuq il-palko, samt imnieħri. 2 giorni dopo ero in scena. Jumej wara kelli inta la produzzjoni, kont fuq il-palk ġejt. Non potevo gridare. Non potevo? Gridare. Ma staċ najjat? Avevo paura di toccare contro qualcosa con il naso. Bżajt ħafna li norroċ ħaġa bimnieħri. Secondo te il testo, il racconto è venuto uguale alla volta prima? Skont inti, il-test li jena ħdimt kien l-istess test li ħdimt jumej qabel meta kont għadni ma weġġajċ? Bat ma setax jagħmel, ġifieri jipprovvizza naħseb. Dovevi per forza improvvisare. No, improvvisare, no. È leggermente diverso. Rimanere con quello che accadeva. Cioè, è un po' come ogni volta cancellare. Rimanere con quello che è accaduto. Cioè la forza è anche... Il testo è quello, ma il testo deve essere vivo ogni sera, non può essere uguale. Il test mhux se jinbidel, il-kliem mhux se jinbidel, il-kliem xorta jrid jgħidu. Imma il-test, il-kliem se jinex, se tgħixu b'mod differenti kull darba. Digli, se tu fai lo spettacolo stasera, giusto? Jekk tagħmel l-ispettaklu, tagħmel rappresentazzjoni Scusa, è un modo di parlare, non è esempio. per mancare di rispetto, no? Domani ti vengono le mestruazioni. U għada jiġik il-period. Violente. Per esempio, bil-qawwi, kollok period qawwi. Ok. Esempio. E devi rispettare il testo, rispetti il testo. U trid tirrispetta dak it-test li. Ok. Secondo te lo spettacolo di oggi può essere uguale allo spettacolo di domani? Lo spettacolo tal-lum se jkun l-istess bħal ta' wara dik l-esperjenza li kellek speċi fizika. Jew minn ikun ma jiflax kif kien tittara li tagħmel xogħol għaddejja. Se ti sei ammalata devi rispettare insomma il tuo ruolo, sta dicendo Doris. Quindi devi rispettare anche il tuo corpo, ascoltarlo. E quindi non è uguale lo spettacolo al giorno prima o al giorno dopo. Non è mai uguale. No, c'è un altro elemento molto importante. C'è un altro elemento molto importante che a parte che non per chi fa teatro lo sa, non esistono 2 spettacoli uguali, mai. Cioè, elementi importanti ħafna qatt ma jeżistu non esistono per tanti motivi, perché il tempo non è lo stesso, il pubblico non è lo stesso, ma non è solo un modo di dire, di farci più importanti dicendo questa cosa, non è così. Chi lo fa giornalmente lo sa, non esiste. Sono molto diversi ogni spettacolo, della stessa cosa uno dall'altro. Ma nel racconto c'è un elemento molto importante. Imma fil racconto è un elemento importante che chi racconta per poter... Ovviamente lo sa perfettamente il testo, lo conosce in ogni... e conosce anche quello che il corpo fa in relazione al testo, anche se ovviamente ci sono delle parti... Mela, min qed jirrappreżenta t-test, min qed jippreżenta dan it-test partikolari, it-test jafu sew jafu fid-dettall. U jaf anke reazzjoni ħafna tal-ġisem għal partijiet differenti ta' dak it-test. Ma perché il racconto funzioni e arrivi... Imma biex
Dan ix-xogħol jirnexxi, din rappreżentazzjoni tirnexxi. L'attore è come se dovesse dimenticarlo il testo L-attur irid bħalli kieku jinsejh dak it-test. e scoprirlo parola dopo parola insieme al pubblico. U jiskoprih kelma wara l-oħra mal-pubbliku. Come se lo scoprisse per la prima volta. Bħalli kieku l-ewwel darba. E questa è tecnica, ovviamente, è talento, è una cosa che si impara dopo tanto tempo, però è fondamentale. Din hija xi ħaġa li titgħallem wara ħafna żmien hija xi ħaġa fundamentali. Ora, noi facciamo anche riferimento a una tradizione che non ripetiamo, no? Perché però nel nostro immaginario, essendo entrambi vissuti tra la Calabria e la Sicilia, è molto importante, non perché... Allora, issa dan ix-xogħol li nagħmlu llum, f'dan ix-xogħol li nagħmlu anke llum, nirreferu wkoll għat-tradizzjoni tar-rakkont popolari, dar-rakkont popolari. U aħna t-tnejn li għexna ftit jew bejn Sqallija u Reġo Calabria, u l-Calabria, skużaw. Per esempio in Sicilia soprattutto, ma anche in Calabria, Speċjalment fi Sqallija ma anke fil-Calabria. esiste questa tradizione del contista. Teżisti din it-tradizzjoni tal-kuntista, tar-rakkontatur popolari, è un narratore popolare. È un narratore, Spiegale. sì, è un narratore che raccontava un po' le stesse storie che si raccontano nell'opera dei pupi. Ok, mela huwa dak li rrakkonta ftit jew l-istess stejjer li kienu raccontano ancora Sì. nell'opera dei pupi. Sì, è la stessa, diciamo, è la tradizione dei reali di Francia, legata alle chanson de geste, no? Ok, allora, sono huma l-istess stejjer raccontati mill-kuntista illi jiġu raccontati fil-xogħol tal-pupazzi, tal-pupi. Mentre il contista, lo vediamo adesso vi farò vedere un esempio, racconta con una spada in mano e nient'altro. Ha una piccola spada. Il-kuntista jirrakkonta dejjem bil-xabla fidu. Issa naraw eżempju ta' kuntista famuż ħafna minn Moku Tikkju. L'intera tradizione, vi raccontava Tradizzjoni sħiħa di tutte le storie, dall'inizio alla fine, ta' dawn l-istejjer kollha mill-bidu sal-aħħar. dura circa 3 anni e qualcosa, con ogni sera un racconto diverso. Din it-tradizzjoni kollha Tutta la dur storia. xi 3 snin bi-storja kull lejla. Ogni Raccontando sera ogni sera un pezzo, ogni sera una c'è storia. un altro pezzo Sì. Tutto il ciclo dura più di 3 anni. Il-ċiklu kollu ta' dawn l-istejjer u kellna nirrakkuntaw lejla wara l-oħra jdum 3 snin. La tecnica è molto vicina a quello che dicevamo poco fa, nel senso che Il-teknika simili ħafna dak li konna nitkellmu fuq ftit ilu. loro si raccontano molto al soggetto, nel senso che la storia è quella, ma ogni volta viene raccontata in maniera diversa. L-istorja dejjem l-istess, imma tiġi rakkontata skont il-persuna li tkun qed tirrakkonta. Se noi vedessimo lo stesso racconto 2 sere diverse, sarebbero 2 cose completamente diverse. Jekk naraw l-istess storja rrakkontata minn nies differenti, kunu dalla stessa persuna. Dalla stessa persona, sì. Mill-istess persuna, flejli differenti se naraw stejjer pratikament differenti. È un po' un recitare a soggetto, no? Sono con un canovaccio degli appuntamenti, delle cose, dei passaggi che loro sanno, ma quello che c'è tra un passaggio e l'altro è improvvisazione. No? No, questo non l'ho preso. Raccontare a soggetto... Isek għandek xenarju fejn tatlaw partijiet taf fejn tibda ċerti passi qribem u taf fejn se tasal u dawk il-biċċiet fin-nofs tibdihom dak il-ħin. Ok. Ġifieri jisu għandek l-iskelet u għandek il-qafas u timla u mbagħad skont. Bħalma kienet il-tradizzjoni della-Comunità dell'Arte, no? Sì. Solo che lì ha più personaggi, qui è un raccontatore, funziona un po' nella stessa maniera. Sì. Ovviamente noi non vogliamo rifare questa stessa cosa, no? Ma quella capacità ci aiuta a essere liberi nel racconto. Ok. Aħna ma xtux nagħmlu eżatt l-istess ħaġa, imma fl-istess ħin dik il-kapaċità illi toħloq li tikkrea inti nixtiequ nużaw aħna wkoll.
E l'altro elemento per noi importante, anche se noi non lo prendiamo per come viene fatto nella tecnica tradizionale, ma è anche qui un riferimento. Noi spesso andiamo a lavorare sul ritmo. Mela, ħaġa oħra li nieħdu bit-tradizzjoni hija għalkemm ma nagħmlux eżattament bl-istess mod, hija l-kwistjoni tar-ritmu. Che qui è codificato, per noi è un punto di riferimento per capire come in certi momenti bisogna far viaggiare il racconto. Mela, fil-tradizzjoni ir-ritmu huwa kodifikat, huwa stabbilit. Fil-waqt li aħna inħarsu lej il-mod kif kultant jintuża r-ritmu u kif u x'jista' jagħmel, imma mbagħad nikkreaw ir-ritmu aħna. Fratello mio, da quella parte Rodomonte sta facendo il vero macello dei francesi, deve correre. Rinaldo senza ririnente, vitte lontano, come un fulmine, iddo correo, coddo cavallo che volava senza ale, mentre d'arriva davanti a Rodomonte, si incrociano con de ferre non all'auto, si tagliano come tori inferociti, l'uno canuscia là, l'altro come Rinaldo, perché portava il leone sull'elmo, mentre là c'era un terribile saraceno, ronnido con l'insegna sua, subito Rinaldo capì che era Rodomonte, l'uno e là, l'altro combattevano, i soldati fermano la tensione, si allargano tutte e dai due campioni combattono continuamente, tu sulle vacalà, non va a spa, de che scennè, ma non dava pro, vedeva lo, il Rodomonte, ma Renato che era maestro si scherma, ma si infela, va con bontà, te di cavà, erano abituati dalla guerra, schivà, vanno ogni cosa, buon aspettà, vanno cacceterà, vanno nel re, ne girà, vanno tutto attorno, la polvere è cavuta, ricavate e di cavalieri, i taronter delle scudi, pigliano le spade, ambo le mani, si incrocia, vanno da una parte e là, guardo tuttero, paravano Ettore e Achille sotto le mura di Troia, e combatté, vanno accanitamente come bestia, mentre solo stava col danno, e chi di ancora si cozzavano coi pomi della spada, con l'elmo, mentre infilavano da ogni parte, si infilano all'arcivescovo Turpino e disse: fermatevi campioni! Fermatevi! Si ferma Rinaldo e lo guarda pure Rodomonte. Perché tu fermi il duello? Chi sei? Sono Turpino, arcivescovo di Carlo. E perché fermi il duello? Voglio uccidere questo cristiano che porta l'elmo che fu di mio cugino Mambrino, di certo è Rinaldo Paladino. Bravo, sono proprio io, Rodomonte. Ma lo sai perché ha fermato il duello l'arcivescovo Turpino? Perché il sole ormai si è ritirato e fra poco qui non si vedrà dove mettere un piede. Noi cristiani non combattiamo la notte lasciamo combattere i lupi, i ladri, i traditori e gli assassini. Anche per noi è così. È vero, ormai il sole è andato. Ebbene, ecco la mia scimitarra, Rinaldo. Domani al novello giorno ci troveremo in questo quadrato suolo e con un solo duello daremo fine a questa guerra. Ecco la mia spada, lo giuro sui sacramenti del mio Dio, che domani, prima che il sole si alzerà, mi troverai in questo quadrato suolo. E da così Rinaldo, con tutti i soldati cristiani, entrano dentro la città, mentre Rodomonte gira il re di nero cavallo e con tutto il suo seguito torna nel campo. Bisogna aspettare all'indomani per continuare la battaglia, signori miei, ma io do calasso e una volta a continuo. Qui in realtà avrete capito poco e nulla delle parole, ma non è questo che ci interessa. Probabilmente hawnhekk ma fimtu xejn ma u ma mhux dik tibda ħaġa importanti. Ma era proprio il farvi toccare con mano una modalità che è molto antica. Imma xtaqt naqsam magħkom dan l-eżempju li huwa antik. Che ci sono varie teorie, ma pare che insomma, la tradizione dei contisti derivi almeno dal 1500 in Sicilia con queste forme. 1500. Il XVI secolo. Seklu 16, seklu 16. Din it-tradizzjoni ġejja mis-seklu
La cosa interessante insomma, che può essere un riferimento per noi, poi cominciamo. interessanti di tradizioni appunto riferimento għalina. E il lavoro sul ritmo, come dicevamo. Xogħol fuq ir-ritmu li konna qed nitkellmu fuq qabel. E in cui in realtà lui usa sempre parole diverse, no? Non usa mai le stesse parole. Juża kliem differenti, ma juża qatt l-istess kelma. Ma il modo di far viaggiare, Ma l-mod kif di far viaggiare il racconto, di camminare, di procedere. di farlo andare avanti, wassal il-rakkont. è quello importante, no? Più che le parole con cui lo fa. L-iktar ħaġa importanti iktar mill-kliem. E poi c'ha questi apici di racconto ritmico in cui addirittura la frase si scompone. Sono come le battute, come gli accenti. Un po' finisce, no? In cui addirittura la frase si scompone e nella parte ritmica Daw l-aċċenti li jaqsmu l-sentenza, l'accento spezza la parola e quindi l-aċċent jaqsam il-kelma. è più importante l'accento rispetto alla parola stessa, perché la parola viene spezzata e poi ripresa sulla frase successiva, ogni parola ad ogni accento. Quindi Ok. Grazie per la traduzione che hai fatto. Elisabetta. Grande. Vai. C'è bisogno di tutta sta luce. E quindi, insomma, c'è una tradizione molto antica che fa riferimento anche a un sapere che veniva trasferito, Hemm din it-tradizzjoni, insomma, antika. che fa riferimento a un sapere che veniva trasferito in anni e anni Li tirreferi għal din il-sapere. Għall-arfin. Che cosa hai detto del sapere? che veniva trasferito da un puntista a un altro semplicemente stando insieme al puntista per anni. Kien jgħaddi, kien jiġi trasmess minn rakkontatur għall-ieħor. Mimmo Cuticchio, Mimmo Cuticchio li rajtu fuq il-video, diciamo, è stato colui che ha salvato questa tradizione, kienu li salva din it-tradizzjoni fis-qallija. perché credo negli anni 50, no Gigi? Għax fil-snin 50. Lui è di una storica famiglia di pupari palermitani, forse la più importante. Familja magħrufa ta' rakkontaturi. No, pupari. Tal-pupazzi. Dei pupi siciliani, sì. Ma che fanno i pupi o che I pu- raccontano? No, che fanno i pupi, aspetta, lui è di una famiglia di pupi, di pupari, quindi faceva il puparo, ha lasciato la famiglia di pupari per 3 anni e ha seguito l'ultimo puntista che era rimasto negli anni 50. U ġej minn familja ta' nies li jagħmlu l-pupazzi imma għal 3 snin segwa dan ir-rakkontatur famuż biex jitallem anke hu minn E għandu. quindi stando con lui per un po' di anni U peress li qatta dawn is-snin miegħu. ha acquisito questo patrimonio e l'ha salvato, perché grazie a lui adesso Eżatt, questo tallem u salva u stess din it-tradizzjoni. lui ha fatto una cosa in più, U perché għamel xi ħaġa, żied xi ħaġa f'din it-tradizzjoni. che è la cosa che anche ci interessa di più, perché ha portato la Iktar ħaġa li tradizione tinteressana. pienamente nel solco del teatro contemporaneo. Għax ħoloq link bejn it-tradizzjoni u t-teatru kontemporanju. Anche mescolando poi pupi Anke e ħallat Kuntu. il-tradizzjoni tal-pupazzi ma' rakkont u Lui- teatru. Sì, quindi lui ormai è diventato un regista, Sar produttur, sì, che ha girato tutto il mondo, lider id-dinja, facendo anche opere liriche con la tecnica dei pupi e con... li quindi- produċa wkoll opri, skużawni, il-Malti tiegħi, barċini msaddat. Quindi è un modo, diciamo, perché l'ho voluto far vedere? Perché è un modo di portare la tradizione dentro la contemporaneità, Iġġor it-tradizzjoni
Fil-kontemporanjetà. e dandogli questa dignità antica e moderna allo stesso tempo. U jagħti din id-dinjità antika u moderna fl-istess ħin. Il nostro percorso non è questo, no? Non è quello di lavorare sulla tradizione, L-esperjenza tagħna mhix din, mhux li naħdu. però c'è l'eco di alcune cose, del suo modo di stare in scena, del suo modo di raccontare, del suo modo di alternare i ritmi. Che cosa vuol dire l'ego? Ecco. Ok. Hemm l-eku fix-xogħol tagħna ta' ċertu elementi li ħadem li użaw. Questo per noi è importante non perché vogliamo replicare nulla di Għalina questa, importanti mhux għax irridu nirrepetu li jagħmelu. che è un modo che si può fare solo come l'ha fatto lui, cioè stando per anni con chi lo faceva in maniera tradizionale. Cioè biex tagħmlu trid tagħmel l-esperjenza li jagħmelu, issegwi raccontatur ieħor biex titgħallem minn għandu. Ma perché Perché non è la nostra necessità. non è la Mhix nostra necessità. il-neċessità certo. tagħna. Skompla Salvatore. La nostra necessità invece, Il-neċessità tagħna la nostra necessità invece è un'altra. Noi hija c'è oħra, differenti. quella di creare un nostro modo di raccontare nella tradizione del teatro. Dik li noħolqu mod tagħna speċifiku Ammazza. ta' kif nirrakkontaw. In Italia c'è questo fenomeno molto importante che si chiama teatro di narrazione, L-Italja m'dan il-tip ta' kif raccontar li teatru Sì, ta' narrazzjoni. che si fa risalire a Dario Fo, anche se non, in realtà per come noi lo intendiamo non è neanche Dario Fo la nascita del teatro di narrazione in Italia. Li ġenna naħsbu f'Dario forma laqas kienu dak li ħolqu dan it-tip ta' raccontar. Noi pensiamo più alla generazione che nasce negli anni, primi anni 90, fine anni 80. primi anni 90. Nirreferu iktar fil-tip ta' teatru, le? No? Fil-tip ta' narrazzjoni, il-tipo di narrazzjone li nħolqot fis-snin 60. In cui molti, Sorry, fil-bidu ta' snin design. in cui molti autori e attori hanno fatto quello di cui parlavamo un po' stasera, no? Cioè, hanno preso una modalità di raccontare una storia e l'hanno portata sul palcoscenico in maniera molto semplice, molte volte solo con una sedia, molte volte semplicemente raccontando una storia. Dan it-tip ta' raccontar huwa sempliċi fejn ikun hemm persuna waħda bil-qiegħda fuq siġġu u qed tirrakkonta storja. Noi siamo un po' partiti da lì, ma l'idea è Aħna tlaqna minn din l-idea un po' di trovare una nostra forma più legata al nostro immaginario. biex insibu forma li hija aktar speċifika għalina e in cui in realtà c'è una sorta di sintesi tra il teatro d'attore e il teatro di narrazione. li hija taħlita bejn dan it-tip ta' teatru u teatru D'attore. Il teatro. tal-awtur. D'autore. D'attore. D'autore, che? Teatro ta' D'attore, autore. Chi è? Tu chi sei? No, stavo pensando, scusate, ma io vivo con quello che accade. Con la mia amica Elisabeth, che è bellissima perché tiene nella testa, tanto mi capite, tiene nella testa tanti vocabolari, francese, italiano, maltese, alla fine si confonde, è meraviglioso. Salvatore qed jispjega li jiena nitħawwad għax Volete che traduca io? Kollu vera jiena ngħix Franza, nitkellem il-ħin kollu bil-Franċiż, bħalissa qiegħda magħhom nitkellem bit-Taljan il-ħin kollu, allura aktar diffiċli għalija u ilni 20 sena nieqsam il-Malta, allura moħħi irid jiswiċċja fuq il-Malti. E alla fine non saprei parlare nessuna lingua. E resterai muta. Fl-aħħar ma ħankun nista' nitkellem l-ebda lingwa u nimmuta. Vera però, è vero, quello che succede. Scusa, vai avanti. Quindi no, Ma il Cubaniano lo vuoi citare? Non lo citare. No, non so quanto sono conosciuti a Malta, però per noi è anche un po'
Il nostro primo riferimento, Marco Baliani, è stato il vero fondatore del teatro di narrazione in Italia. È Ma stato... non nafux hekk mhux magħrufin dawn l-atturi Malta, però ħansemmu dan l-awtur Marco Baliani. Sì, che è una persona con cui, a noi molto cara, con cui abbiamo molto collaborato. Io ho collaborato anche con Mimmo. Quindi insomma, i nostri riferimenti sono questi. Siamo partiti da lui, che è proprio il narratore tradizionale, un po' per distaccarci, come dei figli che prendono altre strade in qualche modo. L-idea tagħna hija li nitilqu minn punt ta' riferiment imma mbagħad nieħdu ċertu distanza biex noħolqu l-mod tagħna kif nirrakkontaw. Ok, scusi, cioè, possiamo avere delle domande anche vagando? Tistgħu tistaqsu xi mistoqsijiet anke Cioè, perché possiamo andare avanti anche fino alle 11, non è un problema. Però è poco C'è una domanda, una mistoqsija. Massimo, preparati una domanda. Kif trid inti? Apparti n-neċessità, hemm bżonn ta' affarijiet oħrajn biex ir-rakkonti jisaħħar. Apparti la necessità, c'è bisogno di altri elementi per fare che il racconto sia più efficiente, più attraente. L'immagine è questa. L'immagine è questa. C'è il fornello del gas acceso. Ok? Hemm il-kuker tal-gas mixew. Ok. Tu metti la mano sul fuoco. Poġġi jdejk fuq in-nar. Ok. Resisti mezzo secondo. Forsi tissapporti Di meno. nofs sekonda. Forsi inqas. Poi lo togli. Mbagħad Togli la mano. tneħħi jdejk. Perché? Għaliex? Ok. Per non la bruciare. No, se ti piace bruciarti la mano la puoi anche lasciare lì sopra. Non è mica, a me non me ne frega niente, cioè, è un problema tuo, non mio. Problema tiegħek mhux tiegħi. Ok, se tu hai chiaro qual è la fiamma che ti brucia dentro, Jekk inti għandek idea ċara tal-fjamma li hija mixewla ġewwa, ġew fik. ciò che tu devi dire lo dirai in maniera molto chiara, Dak li netta, inti għandek- precisa, Dak li inti għandek xtajt ħatajdu b'mod ċar, preċiż, senza curve, mingħajr tidwir. dritto. Dritt. E scriverai allo stesso modo, perché l'altro capitolo è la scrittura di chi rialza mattina e scrive, non è così. No, ma guarda, il siciliano È facile tradurre l'italiano, traduci siciliano, cioè, volevo vedere se lei era pronta. Non è pronta. Non lo sono ancora. No, scherzo. No, che l'altro capitolo è la scrittura, ovviamente, vanno insieme in questo caso. Cioè. Chiaro. Però se tu hai una storia dentro di Inti te għandek storja ġew fik. che, cioè, a un certo punto le storie hanno bisogno di andare fuori, hanno bisogno di Stejjer uscire għandhom bżonn joħorġu e di essere raccontate. u li jiġu rakkontati. Non la puoi tenere dentro, Ma tistax iżommhom ġewwa. non ce la fai. Oppure succedono i miracoli, Isiru l-mirakli. cioè che la storia Ġifieri, passo l-istorja. passo, piano piano, lento Passo lento, piano piano, ta 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 ta, vieni a cercarti. Tiġi Lo- tfittxek chi. Ed è quello che a volte succede a noi. U dak li jiġri lilna xi drabi. Scusate se parlo di noi, ci siamo noi. Ah, fruli qed nitkellem fuqna. Però la necessità è il primo Sì. punto per Necessità hija per l-ewwel- raccontare una storia. l-ewwel Cioè, punt tu tal-bidu. perché gli dici a tua madre, ma io cioè, non lo so, cioè, c'è qualcosa. Hemm xi ħaġa. Cioè, avete mai visto i bambini? Avete presente i bambini? No, Immaġinaw dico, l-tfal. i bambini. Avete presente i bambini? Ok. Un bambino arriva di corsa, prende la porta. Arriva Jiġi tifel jiġri u jiftaħ da Massimo Sarti, che è il padre. Jasal sa Massimo Sarti li huwa l-missier. No? Arriva là ed è così eccitato il U bambino tantu eċitat it-tifel. che prova a raccontargli quello che gli vuole dire. U jipprova Ci jirrakkontalu prova. dak li jrid jgħidlu.
E non ci riesce. u ma jirnexxilux. Perché? Għaliex? Perché? Għaliex? Perché la sua necessità è doppia rispetto alla mia. Għax È in-neċessità così tiegħu forte quella necessità di raccontarlo che mi hija fa... No, perché... Papà! E il suo padre dice, un attimo, respira. U missieru jgħidlu stenna. Che mi vuoi dire? No, Xi perché tu non trid l'hai visto, papà, perché era in quel modo. Ma stai, ma un attimo, sta calmo, sta calmo. Capisci? E quindi la necessità è il punto di partenza. L'altro dolente Huwa l-punt punto ta' tluq in-neċessità. Il-punt liħor huwa il-kitba, la scrittura. ma dai. È la scrittura, certo, cioè, lo devi scrivere. E per quello dovremmo fare un laboratorio di 7 anni e 2 mesi. U għal dan irxidu nagħmlu workshop li jdum 7 snin, 7 anni. 7 anni e 2 mesi. La inqas u Per stare stretti. No, Massimo. Come la signora prima ha detto 42 anni, giustamente, Esatto. 7 anni e 2 mesi. Ma certo, perché la signora era era puntuale lei, non è che era proprio precisa nella... Altre domande terribili? No, sulla scrittura poi voglio aggiungere una cosa che interessa. Per te? Fil-rakkonti Ma pure mia? Non lo so. tagħhom biċċa xogħol ta' teatru. Nei vostri racconti teatrali. Kemm tażel li ddaħħal rakkonti jekk sakemm ma jkunx rakkont wieħed u jekk ir-rakkonti mhumiex kollha veritiera jew le. Imma fl-istess, ma fimx eżatt il-mistoqsija. Fit-teatru ikun hemm rakkont wieħed u jkun eżempju satejn, jew ikun C'è hemm un numru ta' racconto rakkonti solo żgħar. che dura 2 ore o ci sono dei racconti diversi in un solo spettacolo? No, è un'unica storia che è raccontata però ogni volta in forma diversa. Questa è l'altra cosa sulla scrittura importante. Hija storja waħda li No, racconta cioè che ogni spettacolo ha una sua forma, ogni storia ha una sua forma, non esiste una ricetta per raccontare tutte le storie. Non ho capito. Cioè, non c'è un metodo unico M'hemmx per metodu raccontare wieħed una biex storia. tirracconta storja Il modo per raccontare la Il modo storia kif tirracconta che vuoi la raccontare li trid tirracconta. deriva dalla storia, cioè è la necessità di raccontare quella storia che ti fa capire che quella storia va raccontata attraverso 3 voci diverse, 3 personaggi che raccontano dall'interno, o 5, o decine di personaggi. No. Facciamo gli esempi. Facciamo gli esempi. Kull storja, il-storja stessa tigwida kif se tiġi raccontata. Esatto. Li jaf ikun hemm storja li għandha bżonn tliet vuċijiet differenti, 3 karatteri differenti li qed jirrakkontawha. Jaf ikun hemm storja li għandha bżonn 10 vuċijiet. Fejn dan l-istorja, għavoli għandek attur wieħed fuq il-palk, ma dan l-attur wieħed se jagħmel 3 vuċijiet jew se jagħmel 10 vuċijiet. Facciamo un esempio pratico. Facciamo un esempio pratico ta' din. Lo spettacolo che faremo sabato, Ħanamlu nhar is-sibt. che è una storia vera di una persona che ha Li fatto hija storja vera 22 anni di carcere ta' perché persuna li kienet torturato il-ħabs 22 sena e costretto a għax confessare ittorturawha una strage. biex Biex tammet l'omicidio di 2 biex jammetti reat li ma milx u. Per noi abbiamo trovato, cercandola, stando con la storia, un modo per raccontarla. Ce ne saranno molti altri. Aħna waqt li konna qed infittxu sibna mod kif nirrakkontawha din l-istorja. Principalmente il racconto è in prima persona, è Giuseppe che U racconta. rrakkontat fl-ewwel persuna li huwa il-karattru ta' dan il-rakkont Giuseppe Gulotta. Ma non come se avesse un pubblico davanti. Noi abbiamo pensato che quando racconta Giuseppe la sua storia e perché la racconta. Meta Giuseppe jirrakkonta l-istorja tiegħu Quando, dopo 30 anni, wara 30 sena un giudice che ha raccolto nuove prove lo chiama per sentire ancora una volta questa storia. hemm ġudiċe kif hemm imħallef li jsejjaħlu u
jitolbu li jerġa' jirrakkonta l-istorja tiegħu, li jerġa' jisimgħu fil-qorti. Quindi per noi Giuseppe sta raccontando al giudice quello che gli è successo negli ultimi 30 anni, perché per la prima volta qed jirrakkonta lill-imħallef din l-istorja għaliex għall-ewwel darba è molto diverso, no? Il punto di vista di chi si trova una persona che per la prima volta lo ascolta e che gli dà una possibilità. Għax hija l-ewwel darba li persuna ittieħ il-possibilità li jirrakkonta l-istorja tiegħu wara 30 sena. Questi meccanismi sono molto importanti. Dawn il-tekniċi, il-mekkanizmi huma importanti ħafna. Perché ci consentono di mantenere l'urgenza. Għaliex iġeluna nżommu l-urġenza. Poi per noi tutta la storia non poteva essere raccontata solo da questo punto di vista. Mbagħad għalina l-istorja ma setax tiġi rakkontata biss minn dan il-lat, minn din il-perspettiva. Quindi ci sono dei quadri. Allura ħloqna dawn il-kwadri, xeni, che su questo albero principale, che è la storia, che è il racconto di... fuq din is-siġra prinċipali, din dan l-erq prinċipali, si incastrano e sono la voce della madre, la voce della moglie, jidħlu dawn il-vuċi differenti, il-vuċi tal-mara, il-vuċi tal-om, la voce di un ispettore di polizia che aveva capito fin il-vuċi dall'inizio tal-spettur tal-pulizija li kien femm il-bidus kien ġara, e perfino la voce del male, la voce di chi tortura, del torturatore, u kol il-vuċi ta' dak li jittortura, tal-ħażen, che danno altri elementi importanti. li Quindi għatu elementi importanti oħra. questa modalità ovviamente è unica, non esiste in nessuno degli altri nostri racconti perché ogni racconto ha la sua forma. Din il-forma ma hija differenti, mhijiex l-istess bħal forum l-oħra li użajna fir-rakkonti l-oħra li produċejna fi spettakli. Questo è. Dormiamo e camminiamo. Sì, camminiamo sempre e non vi stancate. Ci stanchiamo, cerchiamo. Che cercate? La stessa cosa che cercate voi. E loro? Chi sono loro? Loro sono i traditi, i percossi, quelli che nessuno riesce più a vedere. Anche loro camminano. E gli altri chi? Quelli che ci hanno fatto questo. E loro no, loro non compaiono, sono soli per voi. Noi non siamo soli. Non siamo soli, non siamo soli! Siete felici? Voi lo siete, Giuseppe, come potrei esserlo? Io soffro. Ecco, vedete? Anche noi soffriamo. Per ogni parola non detta, per ogni azione non fatta, per ogni sguardo voltato da un'altra parte. Moriamo, Giuseppe, moriamo. No, questo brano ci fa capire un'altra cosa che è molto personale, cioè che nessuno fa nel teatro di... Din il-biċċa che è quello di usare i dialoghi. Di usare... f'xi ħaġa li aħna nużaw li l-użu ta' dialogi. No? Che cosa volevo dire? Che è l'uso dei dialoghi su un solo attore, cioè che un solo attore in scena... L'użu ta' dialogu minn attur wieħed. Come vedete fa più voci. Li kif rajtu juża voċijiet differenti. Per portare avanti la storia, cioè è anche il dialogo che entra dentro il racconto e fa andare avanti il racconto in alcune parti della storia. Questo Speċjalment voċijiet differenti, magħmulin mill-istess attur li jmexxu quddiem l-istorja, jirrakkontaw l-istorja ma minn perspettivi differenti. Imma l-istess attur li qed jagħmel voċijiet differenti. Ma non solo in quadri diversi raccontano persone diverse, questo sì, ma come in questo caso, in una scena, F'xena waħda, l'attore è Giuseppe, ma è anche... Ma è anche i carabinieri uccisi che dialogano con lui. Fl-istess xena, mhux naħseb li qed jgħid Massimo li mhux kull xena hemm karattru qed jagħmel vuċi differenti, manka f'xena waħda qed jagħmel vuċijiet oħra fl-istess xena. In un teatro tradizionale d'attore ci sarebbero 3 attori. Fit-teatru tradizzjonali jkun hemm 3 atturi che fanno le 3 voci, in questo caso. Li jagħmlu 3 vuċijiet.
Questa è una cosa che quasi nessuno fa, anzi Din hija credo xi ħaġa li nessuno, Kważi ħadd ma jagħmel naħseb perché, li ħadd perché è molto, molto, molto rischiosa come... għaliex hija fiha riskju kbir. Simili bħal meta tkun qed tirrakkonta storja lil tifel jew tifla qed tagħmel vuċijiet differenti tal-karattri u dejjem għandek ir-riskju li tinsa tagħmel il-vuċi. Dice che la stessa cosa quando racconti una storia a un bambino, che c'è anche il rischio di confondere i voci diversi che fai, eccetera. Sì, ma è anche molto sottile, su questo può dire qualcosa in più Salvo. È sottile il limite tra l'interpretazione Huwa sottili il-limitu bejn l-interpretazzjoni e Quindi- il-reġtar. cioè quanto affondare su fare quella voce come se fosse realmente quel personaggio e quanto fare andare avanti il racconto, quindi devi stare... Tiżżomm bilanċ bejn kemm tidħol fil-font f'dan il-karattru u fl-istess ħin iżżomm il-linja tal-rakkont. E poi per animare essere reale come carattere, non Certo. tutto così, Esatto. però tutto è vero. Esatto. Allora c'è un Biex po' ma di- s'esaġerax u Quella è- il-karattri użżomm Quella è la mal-realtà. cosa che Ma- Jiena posso dire qualcosa No, di quello che no, mi no, ha no, che mi ha no, colpito no, a no, Roma? no. Jiena Accendi l-ewwel la luce per fuori, così ti vede in faccia. Poi accendi la luce. Vai. No, quello che mi ha dil-ħaġa li laqtitni l-iktar meta jiena l-ispettaklu rajtu l-ewwel darba vuoi buttare fuori? Ruma ġimgħa ilu kważi wara li traduċejtu ġifieri. U rrealizzajt l net li hemm differenza kbira bejn it-tekst miktub u t-tekst irreċtat. Għax Salvo anke jekk it-tekst jafu bl-amment imma jimprovizza xi ftit bejn sentenza oħra. U ġilli kien hemm parti, no c'era una parte durante lo spettacolo a Roma dove tu ripetevi molto di più una parola che non facevi al solito. Non ricordo. Non ricordano. Non ricordo. Kien hemm parti, per eżempju, l-expression non ricordano, ripetija xi 50 darba fejn is-soltu meta jirreċta jgħidha darbtejn. U dawn huma l-elementi li kull darba li jsir l-ispettaklu jkun differenti. Ma io penso che alla base Jiena naħseb li è un po' complesso, però io ci provo, va bene? Ok. hija komplessa ma Alla base, basi. parliamo del racconto, ma in generale del teatro. fuq ir-rakkont ma fuq it-teatru in ġenerali. Tutti dicono, tutti gli attori di tutto il mondo dicono L-atturi che kollha jgħidu li il tutto si basa kollox huwa bbażat fuq sull'ora, su quel momento. fuq il-mument ta' No? dak il-ħin. Tutti dicono questa cosa, l'essere lì, essere Li tkun hemm preżenti in quel momento. f'dak il-mument. Ok. Ma lo plateau, lo palcoscenico, è uno specchio per me. Hija mera għalija Mi ricorda sempre li jfakkarni dejjem che sono un attore. li jien attur Attenzione. Ma è che sto recitando, li qed nirreċta, sto giocando. qed nilab È diverso come li hija concetto. xi ħaġa differenti. Quindi sono lì sopra perché mi piace raccontare le storie, mi piace essere al centro dell'attenzione, narcisista, egocentrico, Attenzjoni, tutto quello che volete voi. Ma io lo so, io so questa cosa. imma jiena nafa din Io lo so. il-ħaġa. Bene, questa teniamola presente, spostiamola un pochino, poco Ejja poco. nżommu din l-idea preżenti ma ħanresquha xi ftit fil-ġen. Mi sposto, questa è qui accanto, ce l'ho presente, lo so che cos'è. Ok? La storia di Gulotta L-istorja ta' Gulotta è una storia vera. hija storja vera. Ok. Lui è seduto lì quasi sempre, tutte le sere. Kważi dejjem ikun hemm Malta mhux ġej biss għax ma jaqbadx l-ajruplan. Ok? Abbiamo questo, Għandna misogino, narcisista, attore, esibizionista, pirotecnico, quello che volete voi. Ed è qua.
qua ci sono anch'io, Hawnhekk hawn jien là c'è Gulotta. u qudiemi hemm Gulotta bil-qiegħda. Ok. Io devo giocare, recitare, Jiena rrid nirreċta, raccontare nirrakkonta la sua storia, l-istorja tiegħu che è vera. li hija vera. Come faccio? Kif ħanamel? Che posso fare? X'nista' nagħmel? Qual è la verità? X'inhija l-verità? Non mi prendo sul serio, non sono serio. Minix qed noħu lili nnifsi bis-serjetà, minix serju. Sono nudo. Jiena rwin. Sono nudo, c'è Gulotta. Jiena rwin, hawn Come Gulotta. prendo la verità e la racconto Kif se se il comincio verità a nirrakkonta? recitare bene la parola? Jekk nibda nirreċta tajjeb il-kelma. Non è vero, dice lui. Mhux E ha veru. ragione. Jkollu raġun. Allora come? Mela kif? Come faccio? Kif se nagħmel? Ma forse, Forse. è il pensare che la verità può averla un bambino. Un bambino, Il-verità qiegħda għand tifel. quando un bambino dice una bugia, la dice perché vuole ottenere Meta qualcosa. tifel jikdeb għax Un irid gelato, jottieni una carezza xi da ħaġa. suo padre, un passaggio per andare a calcio e così via. Ma lui è vero, non fa una grinza. Se dico io una bugia Jekk jiena è uno nikdeb, schifo, è diverso. hija xi ħaġa ħażina, differenti. Bene. Io ogni sera, tutte le volte, prima di andare in scena, mi Quel faccio la domanda. Kull lejla qabel ma mmur fuq il-palk nistaqsi din il-mistoqsija. Chi verrà prima in scena? L'attore Min o la ħajidħol storia? l-ewwel fuq il-palk? L-attur Chi jew arriverà l-istorja? per prima questa Min ħajasal sera? l-ewwel il-lejla? L'attore L-attur o la storia? jew l-istorja? Non c'è un metodo, non esistono i metodi. Io M'hemmx metodu. diffido di quelli che hanno i metodi. Jiena ma nafdax lil dawk li għandhom il-metodi. Neanche gli scienziati hanno i metodi, Lanqas ix-xjentisti m'għandhom perché li il-metodi. scoprono di volta in volta, procede il Għax metodo, jiskopruhom si modifica, minn darba si għal deforma oħra, għax il-metodu jinbidel e va avanti il metodo. u jimxi l-qoddim. Scusate, mi viene da ridere perché io ho fatto studi di farmacia, Skużawni, jaqbad id-daħx li ho studjajt. dato tanti esami, anche abbastanza bene, ero un bravo studente, insomma, comunque. Sapete come è stato scoperto l'acido lisergico? Tafu kif ġi Questo è bello. skopert, kif skoprew l-aċtu ma nafx x'inhu. No, viene da ridere perché non c'entra niente con il racconto, però vabbè. Qed jaqbad nid-daħx di m'għandux taqsam xejn mar-rakkont. Cioè questo studioso, mi pare austriaco, Dan ix-xjentist. che lavorava in laboratorio, le cappe non funzionavano bene di aspirazione, come si dice? La cappa, quella che aspira. Che aspira il fumo. L-extractors. li E allora lui jużaw ha lavorato tutta la giornata a questi acidi, queste jaħdem cose, il-ġurnata kollha b'dawn l-aċti. respirando, ha respirato questi vapori, You non ha will lose. bevuto, ha respirato i vapori. Torna a casa Imur lura d-dar e all'entrata di casa sua c'è un quadro di kif di jidħol due id-dar, cavalli. hemm Guarda, kwadru b'żewġ guarda questi Zwieġi. cavalli e vedi che Ħares questi leha. cavalli si muovono dentro il quadro e vanno jaraw verso di lui. jiċċaqalqu fil-kwadru Aveva creato u jersqu lejh. l'acido lisergico. Kien għad- Per sbaglio, ecco perché ritorna a quella cosa. No? Kien għadu kif ħoloq. Quindi quando qualcuno vi dice, parlo per il teatro, non voglio prendermi verità Mela meta xi ħadd di altre jgħidilkom, sezioni, ma quando qualcuno vi dice io ho questo metodo, Jien għandi dal-metodu. voi dentro di voi potete cominciare a ridere. Dovete ridere Tistgħu dentro di tibdew voi. titħu. Perché non è così, non è così.
Il teatro è come fare l'amore, il teatro. Il teatro. Non è mai la stessa cosa. Sì, vabbè, lo sappiamo. Tutto qua. Ma non è mai la stessa cosa. È come quando tu... Għatmu l-istess. Insomma, kolla io non ho detto... Specialment li fil-Malti ma teżistix kelma. Ma che è? Scusa, ma deve tradurre e parla. Ma che è? Ma che fa? Stiamo discutendo la traduzione di fare l'amore. Sì, perché non esiste partenza. Lo posso dire solo in maniera volgare e non lo dico. Ah, non si può dire fare l'amore. Io l'ho detto in italiano, era bellissimo. Love. Allora, take to love. Che va bene così? Prendere l'amore. Chiamiamolo così. Oppure un bambino, no? Un figlio, un fratello, un padre anziano. Ok. Il rapporto con le persone che amiamo e anche con quelle che non amiamo non è mai la stessa cosa. Noi lo sappiamo quando fingiamo, lo sappiamo perfettamente. Ed è una brutta bestia, perché alla fine ti rendi conto che non sei stato onesto. Io avrei potuto fare il farmacista ed essere ricco almeno quanto, forse molto più di lui. Molto più di lui. Ma davvero, non sto scherzando, davvero. Ma ho fatto una scelta perché è chiamato da qualcosa di strano. Lo dico davvero. Quindi insieme a Massimo proviamo a cercare una verità che te la può dare solo il corpo, il fatto di essere rilassato, di non mostrare i pettorali, non c'è niente da mostrare. Non c'è niente da mostrare in quanto non c'è niente da mostrare. Ma poi la storia si impossessa di te, entra dentro di te, è dentro te. E allora sale e il corpo si muove da solo. Perché allora, la storia deforma. Devi vedere il tempo, Salvo, Non c'è... Beh, se non sei all'altezza dillo però. Grazie. Allora, arriviamo. C'è gente che deve Sì. andare via. No, io abbiamo finito, da. Io, lascio pensare di nuovo in giornata. Allora, io volevo veramente ringraziarvi per averci dato delle prospettive che dentro questo progetto noi non abbiamo avuto. E so che questa prospettiva la vedremo anche di più sabato prossimo, spero che tanti di noi ci saremo allo spettacolo. Et nirringrazzjom tal-li tawna perspettivi li naħseb li matul dan il-proġett għadna ma rajniex. Jien personalment dan kummenti għaj personali, jien naħseb għandna ħafna stejjer bħala poplu illi għandna bżonn nirrakkuntaw. Mill-istejjer tal-ħaddiba tat-tarzna li bħalissa niddiskutu l-possibilità li nirrakkuntawhom, li mhux nirrakkuntawhom aħna, li ngħidu lil ħaddiema jiġu jirrakkuntawhom. Għal ħafna stejjer oħrajn. Nella nostra tradizzjoni c'è il canto, noi diciamo del fatto, l'ana tal fatto. Quando uno va lì e canta una storia, la storia per esempio di un bimbo che è morto dal cancro, qualcosa del genere, un omicidio. Però ci sono tantissime storie che noi non stiamo raccontando come popolo e credo che come comunità noi abbiamo questo bisogno di riprenderle anche, di non lasciarle perdere. Sì, e anche il bisogno di raccontare il noi stessi e di capire noi stessi. Certo. Molto importante. Għax l-isterja ti raccontaw fil-teatru ta' narrazzjoni tagħhom ma stejjer ta' inġustizzi, stejjer soċjali, kemm Massimo ma preżentajtomx bħala persuni dak li għamlu,
imma huma jaħdmu ħafna fil-qasam soċjali, speċjalment il-diktarna fil-passi. Jaħdmu ħafna ma' persuni li għandhom problemi ta' saħħa mentali matul ħajjithom kienu u ħolqu kooperativi, ħolqu proġetti li dawn in-nies reġgħu tagħhom id-dinjità. Imma mhux huma tagħhom id-dinjità, in-nies huma stess kellhom l-opportunità jiksbu id-dinjità tagħhom. Jiġifieri proġetti straordinarji aħna qed isiru waħda da wkoll minn dawn tip ta' proġetti, ma jinteressani l-aspett tar-rakkont, ir-rakkont li aħna għandna bżonn jew nistgħu nużaw biex nirrakkontaw anke affarijiet dwar l-istorja tagħna bħala komunità li ma mhux qed nirrakkontawhom. Jew nispiċċaw nitajru bihom fuq l-internet. Sto parlando troppo. Posso dire l'ultima cosa, cioè, per me è importante. Mi viene sempre in mente questa cosa personale, no? Di mia madre, mio papà è morto nel 97, a un certo punto mia madre torna a casa e parla con mia sorella ed ha un pianto qua. E io gli dico, ma dai, avanti, parla, racconta, sfogati. Racconta. Sfogati. Sfogati. Come si può tradurre? Okay. Ecco. Questo è il racconto. Racconta, avanti, parla, sfogati. Questo è quello che si può fare, che potete fare qua come... Scusate? Dak li tista' tagħmlu hawnhekk bir-rakkonti.